È ancora interrotta la Valdastico. Inizieranno domani i lavori sulla strada statale 350 all'altezza del 26esimo chilometro in località Busatti, nel comune di Folgaria, dove si è staccata una frana con alcuni massi di grosse dimensioni proprio in prossimità col confine col Vicentino. I lavori prevedono il distacco dei frammenti rocciosi e la demolizione delle rocce instabili che sovrastano la strada. A quanto risulta, dopo il sopralluogo di oggi, i tecnici hanno deciso che bisognerà demolire un masso di circa 380 metri cubi e poi intervenire nella zona interessata con un'attività che richiederà circa una decina di giorni. Secondo quanto accertato dalle verifiche geologiche, proseguite anche oggi con i droni, sono franati poco meno di 100 metri cubi di roccia che ha divelto la nuova barriera installata a protezione della strada. In tutto, secondo le prime valutazioni, l'intervento richiederà almeno un mese, con la riapertura prevista indicativamente per la seconda metà di marzo.